Una terra circondata dal mare, abitata da 2 milioni di uomini e da 3 milioni di pecore. È la Sardegna, l'isola dove le pecore si chiamano Helveges. La Sardegna è una delle isole più grandi del Mediterraneo, eppure ci vivono meno di 2 milioni di abitanti. Un quarto di loro hanno a che fare con le pecore, poiché possiedono greggi, oppure sono pastori, o semplicemente perché i loro parenti più stretti fanno i pastori. Non è una terra lontana dalla nostra penisola, anche se i sardi, quando parlano del resto dell'Italia, lo chiamano continente. Sono gli uomini che hanno speso la vita nelle aspre solitudini dell'interno, curando greggi di pecore lanose e prodighe di latte, la vera ricchezza di questa antica civiltà mediterranea. Anche qui esiste il fenomeno della transumanza, perché d'inverno spesso nevica e gela e le pecore non possono più trovare il pascolo in montagna. I pastori allora devono guidarle al piano come fanno i pastori dell'Appennino o delle Alpi. Così ogni anno, sul finire dell'autunno, le greggi lasciano gli altipiani, prendono la via della valle e si spingono fino alla costa, dove i pascoli sono lussureggianti grazie alle piogge autunnali. Le pecore sembrano quasi stupite di fronte alla immensa distesa liquida che luccica al sole ancora caldo, che invita a godere degli ultimi giorni di un'estate che sembra non voler abbandonare mai l'isola. Intorno agli animali si muovono svelti ed eleganti gli aironi guardabuoi. Mangiano gli insetti messi in fuga dagli zoccoli delle pecore e non le lasciano un istante. Verrebbe voglia di chiamarli aironi guardapecore. Questi piccoli aironi sono una novità del paesaggio sardo, poiché sono arrivati solo alla fine dello scorso secolo, ma a quanto pare hanno trovato un ambiente adatto che li ha indotti a restare in compagnia delle pecore. Con loro gli storni neri sardi. Anche per i pastori, la costa e il mare rappresentano mondi estranei e lontani. Appartengono a una cultura marinara che non è la loro. Raimondo è uno di loro, 78 anni portati meravigliosamente e soprattutto una mente vigile pronta a ricordare la transumanza. Da qua da Tiridò si partiva la mattina facendo sempre la strada, si passava Tudda, Azzanì, Padru, Sozza, Cuzzola e Ludurru. Quando si passava il terreno ce l'avevamo ai confini di Pattala, che si chiama Errere. Quando si arrivava lì eravamo tutti stanchi e quando si arrivava le lenzuola non c'erano le ovile, erano coricasse per terra. La Sardegna è una terra arida e assetata, o almeno così l'hanno fatta diventare gli uomini. I boschi avrebbero potuto raccogliere l'acqua della pioggia, conservarla e restituirla poco a poco. Purtroppo il disboscamento e gli incendi hanno cancellato gran parte della vegetazione originaria. L'acqua allora corre rapida verso il mare e sarebbe inutilizzabile se l'uomo non fermasse la sua fuga precipitosa con i laghi artificiali, come quello di Pattada. Durante l'estate le pecore pascolano in montagna e i pastori le ricoverano durante la notte negli stazzi, dove si trovano le pinnette, tipiche costruzioni coniche in cui ancora oggi si fa il formaggio. Il formaggio fresco, dalla ricotta alla cacciotta,
è destinato al consumo immediato, altro alla stagionatura e diventa un pregiato pecorino. Il più prezioso per gli stessi pastori è il casus oltu, ovviamente non in commercio. È una specialità che i sardi tengono gelosamente per sé. C'è degli anni che molte volte ci ritrovavamo 2 o 3 pastori e si partiva tutti assieme. Si partiva e anche si ritornava molte volte, perché allora in campagna la pastorizia c'era dappertutto, perché i tempi erano quelli, non c'era altra via di scampo. In queste montagnette si seminava il grano, si tagliava con la falcia. Qualcosa è cambiato lungo la costa, dove il turismo ha provocato un'autentica rivoluzione ai margini dell'antica civiltà pastorale, che conserva gelosamente i suoi costumi e le sue tradizioni e si oppone alla radicale trasformazione di un paesaggio unico al mondo. Il paesaggio della Sardegna, l'isola più bella del Mediterraneo, la seconda per estensione, un poderoso scudo di granito che separa il Mediterraneo di occidente dal Mar Tirreno e spezza l'impeto dei venti atlantici e di Maestrale. La transumanza è il cordone ombelicale che 2 volte l'anno unisce la montagna al mare e il mare alla montagna. 2 mondi così diversi, ma così tipicamente sardi. Transumanti sono anche i fenicotteri, o forse è meglio definirli migratori. Gli eleganti uccelli, il cui colore rosa dipende dai piccoli gamberi di cui si nutrono in queste acque salmastre, arrivano qui d'inverno proprio quando la moltitudine lanosa scende come un fiume verso i pascoli costieri lussureggianti. E allora scappare a piedi era duro per ritornare qua. Si rimaneva l'inverno qua, a primi di maggio nuovamente il trantrà della transumanza. Con l'avanzare della primavera i pastori riprendono il viaggio verso l'interno, che a poco si scrolla di dosso il gelo dell'inverno e torna a vivere con tutti i 1000 particolari di un grande quadro naturale, fatto di granito, forte e allo stesso tempo delicato, che emerge da un mantello di cisti, mirti e ginestre. Il mare, il vento, la pioggia, nel tempo creano strane figure che torreggiano fra la vegetazione, che poco a poco le ricopre. Una roccia sembra un grifone pronto a spiccare il volo. L'antico avvoltoio, compagno dei pastori, che grazie alla sua voracità elimina dalle campagne i resti degli animali morti. È questa la natura intima della Sardegna lontana dal mare, antica e austera. L'acqua scorre cristallina sulle pietre. Sembra quasi scivolare su pavimenti di granito lucidi e levigati, creando un mondo di suggestiva bellezza. E alimenta un piccolo stagno, un paradiso di biodiversità. Vi hanno trovato rifugio delicate libellule e serpenti d'acqua. Una natrice viperina, affatto pericolosa nonostante il nome, e poi terribilmente piccola per impensierire qualcuno. Intorno allo stagno le querce da sughero protendono la loro chioma a fare ombra al pascolo delle pecore, che vengono qui a cercare frescura nelle ore più calde del giorno. Intanto viene estratto dalla corteccia degli alberi un prodotto che non ha eguali, il sughero. Il sughero è una seconda pelle della quercia. Si può togliere ogni 12 anni senza che essa ne sia danneggiata. È
regno di animali piccoli e grandi, cervi e martore, topolini e piccoli uccelli. Un notevole patrimonio che fa della Sardegna la cassaforte della natura del Mediterraneo. Su tutto regna un'armonia antica, un equilibrio mantenuto da protagonisti piccoli e grandi, ognuno assorto nella propria occupazione. Allo scarabeo stercorario, infaticabile artigiano che lavora allo sterco delle pecore, compete di avviare la trasformazione del loro letame in materiale utile per la crescita delle piante. Vacche, maiali e naturalmente pecore sono allevate allo stato brado, perché la Sardegna, a differenza del continente, non ha mai avuto lupi, orsi, linci, animali capaci di predare le pecore. Ma a volte il pericolo è rappresentato dallo stesso uomo che ha fatto dell'abigeato, il furto del bestiame, la piaga dell'isola. Molte volte, strada facendo, c'erano di quei furbi che si mettevano anche a prendere qualche pecora, capito? Ma era un caso eccezionale. Sì. Però rubare negli ovili allora bisognava stare in guardia, perché negli ovili succedeva. Ancora oggi l'abigeato rappresenta un elemento destabilizzante e i pastori, per combatterlo, hanno organizzato un sistema autonomo di sorveglianza, la Compagnia dei Baracelli, le cui origini sono sancite da un editto del re. Chi perdeva un gregge per furti o per cause naturali era comunque avvolto dalla solidarietà della comunità pastorale, la ponidura. Una regola antica e sempre valida, anche se non scritta, prevedeva che ogni pastore donasse un capo a chi aveva perduto tutto, perché potesse ricostituire il proprio gregge. Meta finale o tappa di ogni lunga transumanza, il nuraghe è l'elemento più tipico e riconoscibile dell'antica civiltà pastorale sarda. Una civiltà che ha fatto della pietra il suo punto di forza. Pietra pregiata come l'ossidiana, lucida e vetrosa, per scolpire statue evocative della fertilità o punte di freccia. Un passo importante nello sviluppo dell'antica civiltà nuragica, che prese piede nell'isola 1000 anni prima di Cristo, fu la domesticazione del muflone, la pecora selvatica che ancora oggi popola le montagne. I grandi maschi dalle corna a spirale ricordano l'ariete e non è raro che si avvicinino alle costruzioni in pietra destinate alle pecore, a loro così strettamente imparentate. Gli agnelli nascono nel periodo in cui le piogge favoriscono la crescita dell'erba e per le madri diventa più facile allattarli.
Nelle greggi regna una festosa confusione e non è raro che gli agnelli, perso momentaneamente il contatto con la madre, cerchino un'altra mammella a cui attaccarsi. Una generosità che ogni femmina riserva solo al proprio piccolo. Pecore, campi di grano e viti. I tre pilastri dell'economia sarda. Le vigne sono talmente assolate e la terra è talmente calda che il vino sviluppa un'elevata gradazione alcolica. È un vino forte, importante. Muti testimoni di un passato di fatica, ma anche di festa, restano gli ovili, gli antichi stazzi, dove si tosavano gli animali per ricavare la lana pregiata che le madri lasciavano in dote alle figlie. Cosa male fai? In questi antichi stazi la vegetazione torna a prendere il sopravvento e cancella i segni della presenza dell'uomo. Sopravvivono i mandorli, che continuano a produrre il loro frutto, componente importante di tanti dolci sardi come saranzada, fatta con miele e scorza di arance. In queste occasioni i centri abitati si aprono a tutti, ospiti vicini e lontani. Il santo viene portato in processione, adorno di voti e offerte. A lui si chiede grazia e clemenza, piogge per rendere i pascoli lussureggianti, sole per far maturare i frutti. Di sera, con il calar della luce, sempre più alto si leva il canto austero e malinconico dei tenores. E in tre la mulfatto su raduno può improvvisare come in questa festa. Però un leone a quadresta e a manca ne ha ponate uno. Io non sono né leone né pantera e spero mi la salve questa sera. Il momento saliente della festa è rappresentato da una gara di poesia in cui i poeti devono esprimersi in versi all'impronta, senza neanche un canovaccio. Non spresta la gaisa gente soddisfatta resterà. A divertire questa sera. Un giovane poeta pastore ha fatto tesoro dell'esperienza degli anziani ed è una sorpresa scoprire in mezzo a tanti volti segnati dalle rughe il suo
che continua con impegno l'antica tradizione dei padri. Bene, vinas in sa Sardegna, fammi onore. È il segnale che la ricchezza di quest'isola non si perderà. Qualcuno la sta raccogliendo, la sta facendo vivere di nuovo. Passa il tempo e il paesaggio cambia e si modifica. Sulle rive del lago dove le pecore vanno a bere, il bosco di Sughere sembra avvolto da una magica tela dorata che brilla al sole, talmente delicata che pare frutto dell'opera di qualche fata silvana. Invece è solo il risultato del lavoro di milioni, miliardi di bruchi, di farfalle processionarie, che hanno divorato le foglie. Gli alberi hanno assunto un insolito e spettrale aspetto autunnale. I bruchi, sazi, si preparano alla metamorfosi. In quelle settimane di quiete, le querce ne profitteranno per riprendersi. Torneranno le foglie, torneranno i bruchi, torneranno le pecore al piano e alla montagna. Torneremo anche noi, colpiti dal fascino dell'isola, dove le pecore si chiamano El Vegas. Dopo questa Sardegna inedita parliamo adesso del metabolismo.